Prenotazioni disdette. È stato un balletto di numeri quello sulle prenotazioni nei locali che ha messo in apprensione la categoria. Secondo il centro studi FIPE hanno tenuto aperto in questa settimana di festività il 65% dei bar e ristoranti nella provincia di Treviso, in linea con il resto del Veneto. Per quanto riguarda il pranzo e la cena di Natale si sono registrate diverse defezioni. Abbiamo vissuto un Natale che ha visto un'occupazione dei posti complessivi al 70% a causa di una serie di defezioni che si sono verificate per clienti positivi. Clienti che hanno di fatto, almeno così dichiarato, di essere in buona salute, così telefonicamente, ma che per il fatto di essere positivi devono rimanere in isolamento fiduciario in questi giorni. Quindi un balletto dei numeri che fino all'ultimo minuto ha procurato e ha messo in tensione la categoria. Ancora numeri bassi per il veglione di Capodanno, la gente ha atteso fino all'ultimo per capire quali sarebbero stati i provvedimenti del governo. Dani Sartorato tiene a precisare che i locali sono sicuri, visto che si può accedere solo avendo il Green Pass rafforzato. Per il veglione che ci attende, di fatto andare fuori a cena è una delle poche cose che si possono fare, dato che le discoteche, l'abbiamo sentito, rimarranno chiuse e le feste di piazza sono state vietate. Perciò si può invece in sicurezza prenotare nei locali e ci si attende che l'attesa è che ci siano delle prenotazioni magari sotto data, ma che le prenotazioni arrivino. Intanto la FIPE per sostenere la categoria ha presentato a Roma una richiesta precisa. Rimane una situazione, un periodo complessivamente complicato e per questo la federazione ha chiesto e ottenuto, questo ve lo posso anticipare, un emendamento che proroga l'esenzione del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico al 31 di marzo 2022. I costi termine Sartorato corrono ed è evidente che questo periodo, uno dei più attesi dell'anno per la nostra categoria, complessivamente non è andato benissimo.